il buongiorno al consigliere regionale Roberto Novelli, appunto della maggioranza, consigliere regionale di Forza Italia. Abbiamo anche la consigliera, ecco, mi scuso, non la vedevo nell'altro monitor, ma è Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. E allora riparto da qui. Buongiorno a entrambi, ben ritrovati. Abbiamo già fatto anche vari servizi, no? Con l'annuncio di queste misure adottate con i primi 5 milioni di euro messi a disposizione dall'amministrazione regionale proprio per le persone più colpite da questi danni dal maltempo, per le abitazioni e anche per le auto, che anche queste sono un problema rilevante. Quindi adesso si cerca di dare il maggior aiuto possibile già in questi primi giorni, insomma, l'avvio delle domande ieri per chi riuscirà insomma, a completare con i sopralluoghi anche di protezione civile, chi di dovere, i vari fascicoli, insomma, le varie richieste già potrebbero arrivare, era stato almeno detto, nella migliore delle ipotesi a fine settimana, insomma, i primi aiuti concreti a chi aveva completato per primo insomma, queste richieste. E riparto da qui, consigliere Novelli, insomma, misure sono state al momento poste, i primi aiuti, poi ovviamente si guarda anche agli aiuti che arriveranno da Roma. Attenzione al microfono, penso che debba avviarlo. Eccoci. Ecco, adesso la quello che ha fatto la Regione è intervenire con tempestività rispetto a questa tragedia sostanzialmente che ha colpito le cose, ma soprattutto le persone. Adesso è inutile fare considerazioni su eventuali possibilità che questi accadimenti non ci fossero. Io faccio una valutazione di come la Regione tempestivamente ha messo a disposizione le risorse, gli uomini e i mezzi e le competenze per valutare quanto possibile nel tempo più ridotto possibile l'entità dei danni e quindi poi anche erogando subito, o meglio dando subito la disponibilità per l'utilizzo di importanti risorse per cercare di ristorare il più velocemente possibile queste persone che hanno perso in alcuni casi tutto, quindi è un pezzo della loro vita che scompare, e di questo la Regione ne è ben consapevole, sta facendo davvero il possibile. Poi adesso in legge di bilancio ci saranno ulteriori altre risorse, però il principio è sempre lo stesso: bisogna dare subito il più possibile ristoro alle persone che hanno subito questi danni. Ecco, queste misure, i primi 3 canali di intervento, consigliera Capozzi, che sono stati annunciati, poi illustrati anche ai primi cittadini, in particolare di Romance, di Isons-et-Cormons, ma chiaramente non solo, da parte della Protezione Civile, lei come le valuta? Le ricordo, poi c'è tutto il materiale anche nel sito, in primis della Protezione Civile regionale, sono stati previsti 3 misure sostanziali. Il contributo per quanto riguarda i nuclei familiari costretti a lasciare le proprie case perché distrutte o dichiarate inagibili, un sostegno che viene riconosciuto per tutta la durata dello sgombero fino almeno a un massimo di 6 mesi per ora, qualora non vengano messi a disposizione alloggi da parte dell'amministrazione comunale, e qui in base alla composizione del nucleo familiare si va dai 400 euro mensili per chi vive solo fino ai 900 euro per le famiglie composte da 5 o più componenti. Poi ci sono risorse aggiuntive per chi ha delle persone anziane o con disabilità all'interno di questo nucleo. E poi c'è la misura che riguarda il ripristino delle abitazioni danneggiate, anche qui con varie migliaia di euro a disposizione a seconda dei locali da ripristinare. E poi anche la misura dedicata al ripristino delle auto danneggiate, un contributo in questo caso che può arrivare fino a 10.000 euro per un unico veicolo per proprietario residente in un'abitazione danneggiata, e può essere utilizzato per l'acquisto di un'auto nuova o usata con rottamazione di quella compromessa, oppure per la riparazione del mezzo, oppure c'è anche un contributo per il noleggio di un veicolo sostitutivo. Ci sono tante precisazioni nei relativi
documenti disponibili anche online. Comunque queste le 3 misure principali. Da ieri è avviata formalmente nei vari comuni colpiti dal maltempo questa raccolta di domande di ristoro. Soddisfacente o no al momento l'azione dell'amministrazione, a suo avviso, consigliera regionale? Ma sicuramente una risposta importante, una risposta che è possibile grazie alle risorse appunto di cui dispone, ecco, di cui disponiamo, e quindi anche in questo bilancio mi auguro che visto che ballano ancora 164 milioni, in aula vengano portati ulteriori emendamenti che permettano alle nostre cittadine, ai nostri cittadini, alle nostre imprese di ripartire, ma non mi sento appunto di criticare l'azione fino adesso messa in campo, anzi appunto viene dato un sostegno importante, e questo è frutto proprio delle risorse che la Regione ha appunto nel suo cassetto. È importante in questo momento offrire appunto ai cittadini questo sostegno. Parliamo di cittadini che hanno perso tutto, che non hanno neppure i beni di prima necessità come frigoriferi, cucine, hanno appunto bisogno di ripartire, e quindi il sostegno non può che essere appunto questo, e da parte nostra infatti sosterremo qualunque azione anche verrà portata in aula, proprio perché riteniamo che viste le risorse non si può aiutare e si deve aiutare la nostra popolazione. Perfetto, allora nuova pausa pubblicitaria, poi abbiamo tanti altri temi da approfondire assieme, restate con noi. Ben ritrovati in Sveglio Friuli, sempre in compagnia dei consiglieri regionali Capozzi e Novelli. Allora riparto da lei, consigliera, per un commento sui risultati di questa indagine, classifica delle Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Abbiamo visto sul podio appunto il territorio provinciale udinese al terzo posto, dietro a Trento e Bolzano. La soddisfazione espressa anche dal primo cittadino di Udine per i vari risultati, in particolare anche si è parlato del benessere anche per le strutture sportive, insomma anche gli eventi culturali nel territorio. E allora anche lei un po', partiamo da Udine su questo podio che immagino faccia piacere a tutti, perché è un risultato di cui ovviamente la Regione guarda con soddisfazione, però poi ci sono anche gli altri dati per quanto riguarda i territori provinciali regionali. Vediamo terza Udine, dunque 17esima Trieste, 24esima Pordenone, al 35esimo posto Gorizia. Riparto da lei, consigliera. Beh, è sicuramente un attestato importante, perché certifica anche il buon lavoro di questa amministrazione, contrariamente invece a quello che viene purtroppo rappresentato come una città nel degrado più assoluto, una città abbandonata a se stessa, perché purtroppo ci troviamo di fronte ad una maggioranza che il più delle volte intraprende un'azione ideologica e viene poi contraddetta appunto da questi risultati, da queste classifiche che sono del tutto oggettive, perché non sono oggetto appunto non sono un elaborato di una parte politica o di un'altra, e quindi non c'è che da compiacerci, ecco, perché ripeto, attestano un percorso importante che questa amministrazione sta facendo. Tante palestre della città di Udine sono state riqualificate, e quindi è un riconoscimento importante, e che dice appunto che bisogna andare avanti in questa direzione. Mi auguro soltanto che si attenuino un po' i toni anche rispetto alla contrapposizione in città, perché questo non giova a nessuno, ma non giova soprattutto ai nostri cittadini. Guardando anche i risultati delle altre città, Pordenone, Trieste, infatti vedo questa disparità netta, e anche dal punto di vista di chi le governa questo dovrebbe far riflettere, perché ripeto, ci troviamo di fronte ad una maggioranza
che dileggia, ecco, tutto il lavoro fatto dall'amministrazione De Toni, però è la stessa che poi nelle città dove comunque che non vedono appunto una buona posizione in termini di qualità della vita, comunque non esprimono giudizi di sorta o comunque non fanno valutazioni obiettive. Vengo a lei, consigliere Novelli. Chiaramente si guarda poi ai capoluoghi, però ricordo sempre che l'indagine ovviamente è territorio provinciale. Appunto, noi non abbiamo più le province, le riavremo in tempi non lunghi, ma questa indagine è un'indagine che riguarda l'intera provincia. Allora, quando parliamo di una provincia parliamo sì del capoluogo, ma parliamo anche di tutte quelle realtà piccole o medie che circondano il capoluogo stesso e che hanno evidentemente dei parametri che sono gli stessi, ma delle valutazioni che sono diverse, perché non è pensabile che la qualità della vita a Tricesimo, magari per quanto riguarda la mobilità piuttosto che, non so, la vicinanza ai servizi scolastici o la facilità di mobilità, sia la stessa rispetto al centro di Udine. Insomma, ecco, quando si valutano questi parametri bisogna sempre cercare anche di contestualizzarli, ma al netto di questo non può che far piacere che la nostra regione sia considerata, province quindi incluse, una delle regioni dove la qualità della vita è tra le migliori nel nostro paese. Questo però non significa che noi non dobbiamo continuare a prestare una grande attenzione a quelle che sono le richieste, i bisogni, le percezioni dei cittadini. Allora, è chiaro che se andiamo a guardare il risultato di questa ricerca, che peraltro dovrebbe essere un risultato dove ognuno di noi incomincia a leggere con molta attenzione tutti i dati riferiti a tutti i parametri, la cosa un po' anche giornalistica che viene fuori è, ecco, Udine è diventata il luogo migliore dove vivere, mentre Trieste e Pordenone lo sono un po' di meno. Non è proprio così, perché i parametri sono diversi. Per quanto concerne però quello che in questo momento sta molto in che senso fuori, i parametri diversi? Scusi. No, dico che ci sono diversi parametri. Da tenere, che poi bilanciano altre qualità. Ci sono diversi parametri, sono gli stessi parametri per tutti, ma però poi da valutare anche altri fattori. Esatto, da valutare. Ecco. Mi sono permessa di farglielo chiarire perché non mi... Perfetto, no, assolutamente. I parametri sono quelli. Lei intendeva, poi ci sono altri punti ovviamente che bilanciano più a favore anche dei rispettivi territori. Esatto, no? Cioè, se analizzassimo tutti i parametri applicati ovviamente a tutte le realtà provinciali, noteremmo che in alcune aree di una certa provincia si vive meglio che in un'altra e così via discorrendo. Comunque, al netto di questo, e quindi non può che far piacere che in Friuli Venezia Giulia si viva bene, ci sono delle criticità. È evidente che queste criticità si manifestano in modi anche simili, ma nello stesso tempo diversi. Su Udine, visto che stiamo parlando di Udine, visto che siamo in provincia, o meglio in quella che tornerà ad essere la provincia di Udine, c'è un tema legato all'insicurezza. Questo è un dato di fatto. Allora io mi permetto di dire che questa ricerca, questo studio non cancella nulla, ma dico nulla, di quello che è la percezione di insicurezza dei cittadini che vivono in particolare a Udine e di tutti gli atti di criminalità più o meno organizzata, più o meno intensi che si perpetuano ogni giorno nella città di Udine. E questo è legato a tutti quei ragionamenti che abbiamo fatto tante volte e che quindi mi fa dire: bene, ma non facciamo diventare un santo qualcuno che santo non è. In questo caso non è una persona, ma è una città. Detto questo, poi ci sono altri temi che sono legati a delle modifiche della viabilità che sono state introdotte,
a delle scelte che non sono piaciute a una moltitudine di cittadini. Comunque chi governa deve cercare di prospettare il futuro della propria città, del proprio luogo in cui vive, secondo le sue idee. L'amministrazione comunale di Udine lo sta facendo, noto che insomma c'è parecchia gente che contenta non è, al netto della ricerca. E a proposito della popolazione, non so se ci sta arrivando proprio dal territorio provinciale udinese la chiamata, che vedo segnalata dalla regia. Allora, buongiorno, chi ci chiama? Buongiorno, sono Dolce Ginetta di Udine. Buongiorno signora Ginetta, prego. Sono nata a Villalta di Fagagna e sono venuta a Udine. Non è che io non ho avuto cattiverie della gente, solo che non mi piace vivere con certa gente che viene dall'est. Non mi piace perché hanno le loro abitudini, noi abbiamo le nostre e dovrebbero rispettare le nostre abitudini e le nostre tradizioni, e questo mi dà un po' fastidio. Comunque io sono sempre in comune a Udine perché vorrei avere un appuntamento col sindaco, però non me lo danno, non so perché. Allora, non è solo il centro di Udine che è bello, per l'amor di Dio è bello, ma anche la periferia, tutti i marciapiedi sporchi, tutta questa cragna che c'è in giro che mi dà fastidio tanto. Quindi lei, ecco, migliorerebbe un po' anche questa situazione nelle periferie, e poi comunque ha una percezione, insomma, qualche preoccupazione, ecco, rispetto alla multiculturalità presente nel territorio. Grazie per averci chiamato, signora Ginetta. Grazie, siamo mi sempre... scusi un momentino, il signor sindaco, quando è stato eletto, voleva farsi eleggere, è venuto in via Riccardo Di Giusto e adesso non si fa mai vedere, e questo mi dà fastidio. Poi vengono a tagliare gli alberi, che anche questo è una mia soddisfazione, vedere questi alberi ben tenuti. No, hanno delle punte secche, è un disagio grande. Chiari i suoi rilievi, grazie signora. Allora riparto dalla consigliera Capozzi abbiamo sentito un po' alcune criticità che segnala questa signora residente nel territorio udinese, e poi questa percezione anche della sicurezza. Poi è chiaro che invito sempre anche delle persone che sono venute da altri territori a vivere qui di non fare tutta un'erba un fascio per quanto riguarda le criticità. Ci sono sempre anche nuclei che si sono inseriti, familiari o persone anche da altri stati, no, che si sono integrati, quindi comunque sentiamo questa percezione un po' di insicurezza, no, rilanciata dalla telespettatrice. Riparto da lei, Capozzi. Ma comprendo la percezione di insicurezza riferita dalla signora Ginetta, però come lei stessa ha precisato non ha mai subito nessun atto di aggressione da parte di queste persone, e se magari tra di queste sicuramente ci sarà qualcuno che delinque, ci sono tante altre che invece si integrano con il nostro tessuto economico e sociale, contribuiscono quindi alla crescita dei nostri territori, quindi le suggerisco, ecco, di avere un'apertura maggiore, perché tante di queste persone, pur avendo delle considerazioni diverse, una cultura diversa, comunque sono persone che vogliono vivere pacificamente e di sicuro non compiere nessuna situazione che può andare contro le regole le regole del buon vivere civile. Ecco. Per quanto riguarda invece la manutenzione, mi farò io stesso carico di riferire appunto che in via Riccardo Di Giusto c'è qualche problema per quanto riguarda la manutenzione del verde, e di più non posso dire, ecco, perché comunque vedo che questa amministrazione piuttosto presente cerca di arginare quelle che sono anche le problematiche
relativi ad una percezione dell'insicurezza che purtroppo c'è tra i nostri cittadini. Ci sono stati certamente degli episodi che hanno fatto aumentare questa insicurezza, ma c'è anche una certa parte della politica, io lo devo dire, che acuisce questa insicurezza, che la fomenta, che agita quella parte di cittadini che di sicuro non è rassicurata appunto dalle loro posizioni estreme. Ecco. Vengo a lei, consigliere Novelli. Stavo adesso riflettendo anche sulla pulizia, no? È importante che il servizio sia il più efficiente possibile, tutelare, ma poi quanto conta anche il senso civico, no? Dal punto di vista di amministrazioni, di società adibite a questo, si può mettere in campo tutto, come ovviamente è auspicabile che sia fatto, però sempre poi si ragiona anche sul senso civico, il contributo di ciascuno, no? Di ciascun abitante, che anche qui ci sarebbe molto da dire molto spesso a Udine e non solo. Prego, consigliere Novelli. Guardi, chi fa un percorso politico, lo ripetiamo sempre tra alcuni amministratori, dovrebbe incominciare a fare le scuole elementari, poi le superiori e poi magari l'università. Allora, da amministratore, in questo caso parlo da amministratore del comune di Cividale, quando ho sentito la signora telespettatrice che diceva alcune cose, faceva alcune rimostranze, per essere coerente con quello che realmente accade in tutti i comuni, la difficoltà di essere presenti dappertutto, di avere una cura, una manutenzione che diciamo il cittadino si aspetta in ogni luogo, di procedere agli sfalci con i tempi che dovrebbero essere compatibili con una non ricrescita dell'erba e con le buche sulle strade che vengono immediatamente risanate. Ecco, tutto questo è compito dell'amministrazione, però devo dire la verità che a volte l'amministrazione non riesce ad essere così totalizzante nel dare anche queste risposte, che poi sono risposte, se vogliamo, minime rispetto ai grandi problemi che ci sono, ma sono risposte dovute, lo ripeto. Quindi le amministrazioni pubbliche dovranno sempre più cercare di tutte, e non sto adesso facendo un ragionamento partitico o politico, tutte dovranno cercare sempre più di essere più organizzate, più programmatorie e anche cercare di capire realmente come gestire al meglio il poco personale che a volte proprio è quello che va sul territorio e fa le manutenzioni, parlando ad esempio del tema delle manutenzioni, che è molto importante. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, quindi, ecco, un problema abbastanza diffuso, che deve essere, non dico risolto perché non lo risolverà mai come dovrebbe essere, ma cercare di migliorarlo il più possibile. Secondo aspetto, il secondo aspetto è il senso civico. Il senso civico o c'è nelle persone o non c'è. A questo punto bisognerebbe aprire un grande capitolo su come far sì che i nostri bambini, successivamente i nostri ragazzi, acquisiscano quel senso di civiltà che consente di vivere in modo coerente insieme agli altri, senza sopraavanzarli, travalicarli e non creando sostanzialmente tensioni. Ecco, questo è un altro grande argomento, però la butto nel modo più semplice. Se noi tre usciamo e andiamo a farci una lunga passeggiata in un qualunque centro urbano che abbia una certa, insomma, densità di popolazione, la prima cosa che vedremo delle immondizie mal riposte, vedremo delle deiezioni di cani che non sono state raccolte, vedremo delle auto parcheggiate malamente, vedremo un sacco di cose, quelle che ci danno fastidio. Allora, in questo caso è colpa dell'amministrazione? La risposta è no, è evidente che no. Allora, siccome viviamo tutti dentro una grande scatola, ecco,
dobbiamo tutti cercare di fare la nostra parte al meglio. Fare la nostra parte al meglio, cittadini e amministrazioni, significa risolvere tutti i problemi? La risposta è no, però significa ridurli di molto, comprimerli e rendere più armonica quella che è la vita nelle nostre comunità. Io la penso così, semplificandola, perché poi bisognerebbe entrare in ogni singolo tema e allora approfondire. Certo. Vi riporto su Pordenone attraverso sempre le pagine del Messaggero Veneto, qui appunto la provincia 24esima, ricordo su 107 nella graduatoria generale del Sole 24 Ore. Il Friuli Occidentale però ha uno dei più bassi indici di criminalità, viene scritto. Pordenone in calo di 8 posizioni rispetto all'edizione precedente. Sono migliorati comunque gli indicatori di affari e lavoro, giustizia e sicurezza, ricchezza e consumi. Cultura e tempo libero vede il territorio soltanto al 69° posto, 11° invece per ambiente e servizi. Come fatto presente prima, che abbiamo velocemente letto questi titoli, il PD sul territorio pordenonese è critico, il sindaco invece Alessandro Basso plaude, elogia la città sicura, applaudono il risultato della sicurezza che conferma un quadro assolutamente positivo, dice Basso, per la città. Però ci sono stati dei casi di tensioni, di violenze recenti, nella città di Pordenone, che hanno appunto riaperto anche in questi giorni il dibattito sulla sicurezza con i residenti, come ci ha spiegato anche ieri Federico De Ros, che invocano i militari in strada. Allora rivediamo il servizio del collega. Su Pordenone appunto. Le recenti risse a Pordenone riaccendono il tema sicurezza. Utilizzare i militari dell'esercito per presidiare la città potrebbe essere una soluzione? Lo abbiamo chiesto ai cittadini. Almeno la presenza, no? Una volta c'erano le ronde, io mi ricordo da ragazzo c'erano le ronde, c'era il sergente con i 2 militari armati. No? La ronda, anche se poi più di tanto non facevano, perché anche loro dipendeva dalle regole di ingaggio, però perlomeno c'era una presenza fisica, no? Un minimo di deterrenza, no? Direi di sì, perché c'è un'esperienza. Se non altro dovrebbe servire a disincentivare un attimino, non è che debbano fare chissà che, ma già il fatto di vedere delle persone che vanno su e giù, insomma che danno un occhio al quartiere, dovrebbe un attimino farci sentire a noi più sicuri. La preoccupazione di noi genitori è alta, molto alta. E per adesso direi che può bastare le forze dell'ordine, l'esercito è in casi proprio estremi, ecco. Ho anche una certa età, quindi ho ancora più paura di uscire, di trovare, di essere malmenata, quindi che facessero quello che vogliono. No, per mettere altre forze dell'ordine con divisi diversi che siano, dà la possibilità alla gente di fare più nascosto, ma non nei centri dove passa la gente. Se la situazione diventa più esasperata, forse sì. Se però si può tenere sotto controllo con le forze che abbiamo a disposizione, con le forze dell'ordine, aspettiamo ancora un po', ma se si continua, perché no? Io sono tassativamente favorevole a questo utilizzo, della forza armata, proprio per dare quel senso di sicurezza al cittadino. Non c'è più quel grado di sicurezza, di sentirsi sicuri, di fare anche una semplicissima passeggiata in centro. Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso. La casistica che fa scattare l'operazione Strade Sicure, quella dell'esercito italiano, è una casistica che è completamente diversa da quella del comune di Pordenone e quindi non rientriamo, fortunatamente aggiungo, all'interno dei parametri che prevedono la presenza dell'esercito, in quanto siamo in assenza di situazioni di straordinarietà scientifica, oggettiva di dati. È vero che noi aumentiamo costantemente e mi pare che i primi frutti si comincino già ad intravedere nel radicamento maggiore nel territorio, nel fare squadra insieme alle altre istituzioni all'interno del sistema della sicurezza Pordenone, un sistema che soprattutto per la parte stazione, vista la presenza della Casina Liberty, vista la presenza delle forze dell'ordine del sistema garantito dalla prefettura e dalla questura, sta funzionando, ed è vero, sul quale potenzieremo i raccordi e le interconnessioni anche in ragione della sopravvenienza delle festività natalizie.
Sindaco, nell'articolo appunto si fa presente per il settore giustizia e sicurezza, Pordenone spicca con un quarto posto salendo dal 9° dell'anno scorso a uno degli indici di criminalità più bassi d'Italia, 100ª come provincia appunto su 107. Il dato peggiore in questo ambito è rappresentato da truffe e frodi informatiche, circa 535 denunce ogni 100.000 abitanti, 27° posto a livello nazionale. Dunque situazione in base agli indicatori e alla percezione della sicurezza che abbiamo sentito nelle interviste raccolte in centro città da Federico De Ros. Consigliera, riparto da lei anche per una considerazione su questo, no? Anche nel Pordenonese si chiedono, dove è possibile, da parte di vari cittadini, ma non tutti, maggiori controlli anche qui, possibilmente anche l'Esercito in certi casi, e quanto oggettivamente può contribuire anche questo rafforzamento alla sicurezza di un luogo. Allora, consentitemi in prima istanza una battuta, perché Pordenone risulta al 69° posto per quanto riguarda la cultura e il tempo libero. Probabilmente questo gap sarà colmato con nell'anno di Pordenone capitale della cultura. Detto questo, io sono sempre a fianco dei cittadini e sicuramente nel momento in cui esprimono una situazione di disagio per questa situazione va sicuramente ascoltata, a questa situazione va data una risposta. Per quanto riguarda il ricorso ai militari, ecco, ritengo che quella dovrebbe essere un'estrema ratio, anche perché la loro presenza è dettata da alcune condizioni che mi pare che a Pordenone non ricorrano, quindi si può comunque procedere appunto con il coordinamento con le altre forze dell'ordine, e comprendo che vedere appunto in giro per la propria città i militari o comunque chi la presidia dà un senso di sicurezza e certamente funge da deterrente anche per chi vuole delinquere, perché vedere delle persone lì di sicuro disincentiva dal commettere delle situazioni che vanno a violare la libertà di qualcun altro, ecco. Consigliere Novelli, di questo si è parlato ovviamente anche in passato per altri territori, Udine e non solo, anche questi rafforzamenti con l'Esercito, quanto concretamente possono aiutare a migliorare la situazione a suo avviso? Ma vediamo se riesco intanto a migliorare la situazione dell'Atlanticana, intanto, eccola qua. Perfetto. Dunque, più c'è presenza di persone in un dato luogo, più è difficile che si attivino diciamo dei percorsi di illegalità. Questo vale anche per i civili. Se ci troviamo in un'area della città o del paese dove ci sono molte abitazioni e il luogo è vissuto, ecco che diventerà più difficilmente mira di delinquenti che invece prediligono luoghi più isolati o luoghi più appartati per poter poi commettere i loro reati. Penso ai reati tipici che tutti quanti noi conosciamo, partiamo dal piccolo spaccio ai furti, insomma tutte quelle cose che sono molto fastidiose ma che fortunatamente non arrivano, come purtroppo però è successo, a delle gravità che poi coinvolgono fisicamente anche le vittime. Comunque, detto questo, Strade Sicure è un'operazione intelligente, è un'operazione che consente anche dove ci sono anche in questo caso i parametri per poterlo fare, di avere la presenza di militari armati. Poi su quelle che sono i protocolli di ingaggio, ecco, forse lì bisognerebbe approfondirli, perché credo che siano armati gli uomini dell'esercito che pattugliano le nostre città, ma siano disarmati in senso lato, perché poco possono fare nel momento in cui c'è qualche cosa che si concretizza. Ecco, diciamo che sono deterrenti, non hanno le stesse funzioni delle forze dell'ordine, ecco.
Comunque, detto questo, sempre più presenza di forze dell'ordine e esercito nei luoghi critici è una risposta. Credo non ce ne siano molte altre, se non quelle naturalmente che riguardano anche i progetti di vita che le amministrazioni comunali mettono in campo con le riqualificazioni urbane, con la presenza di un certo tipo di attività all'interno di strutture sociali che insomma tendono ad allontanare queste persone, però c'è anche da dire che quello che noi viviamo ogni giorno, a me dispiace parlare come un disco rotto a volte, però quello che noi viviamo ogni giorno è l'insicurezza. Allora io come tanti altri potrei raccontare 10 episodi che mi sono stati segnalati negli ultimi 30 giorni, però quello che mi ha colpito particolarmente qualche giorno fa perché parlo di sabato, è che a Cividale del Friuli, e qui stiamo parlando di percezione, però c'è, a Cividale del Friuli, zona stazione, alle 9 di sera, io sono andato nel distributore, mi sono recato in quell'area dove c'è un distributore automatico, in questo caso per un vizio che come tanti ho, che è quello del fumo. E c'era una ragazza che stava utilizzando il distributore automatico. Come ha sentito che c'era una presenza terza alle sue spalle, ha fatto un salto, si è girata e ha sgranato gli occhi. Ecco, quando mi ha visto mi ha detto: oh, meno male sei tu, perché sai, e mi ha raccontato tutta una serie di episodi che lei, quando va di sera in quel luogo, che non è, ripeto, un luogo dove uno dice è pericoloso, quando va in quel luogo troppo spesso si vede circondata da questi ragazzini che incominciano a chiedergli soldi, che incominciano a chiedergli la tessera e che molte volte si avvicinano anche con aria non propriamente amichevole. Allora, questa è percezione, però c'è e ci fa vivere male. Certo, chiara anche, insomma, anche la situazione vissuta da questa giovane, da questa sì, sono decine di queste, come dire, sono decine. Allora, devo rilanciare la nuova pausa pubblicitaria, poi continueremo a parlare del territorio pordenonese alla luce anche del giovane morto per il monossido di carbonio in un'abitazione in disuso. Ripartiremo da qui, restate con noi. Ben ritrovati, ultima parte di Sveglia Friuli, sempre in compagnia dei consiglieri regionali Rosaria Capozzi e Roberto Novelli. Allora, ve l'avevo annunciato, riprendiamo dal dramma del giovane straniero trovato privo di vita nel territorio pordenonese, morto da un'intossicazione da monossido di carbonio sabato pomeriggio in un edificio in disuso. Risultavano in gravi condizioni gli altri due connazionali ed erano risultati trasportati a Cattinara Trieste. Il Messaggero Veneto titola così: morto per il monossido, situazione disumana, stando all'associazione Immigrati, con questo caso in comino appunto, e gli altri due connazionali di questo richiedente asilo afghano risultano quindi in questo titolo, in questo articolo, con questo aggiornamento, risultano fuori pericolo. Dopo la morte dunque di Faradullah Sirzai, 25 anni, per le esalazioni da un braciere in una casa in disuso, l'associazione Immigrati chiede un incontro urgente con prefetto e questore e invita tutti i migranti a scendere in piazza con noi, dice l'associazione, per dire basta a questa situazione disumana e rendere dignità ai migranti che contribuiscono in gran parte alla ricchezza di questo paese. Sono fuori pericolo, ma restano in terapia intensiva a Trieste i due giovani che condividevano con Sirzai l'alloggio di fortuna. Questo è il titolo che vediamo nelle pagine dell'edizione pordenonese del Messaggero Veneto, ma andando anche sulle pagine regionali d'attualità sempre del Messaggero Veneto, qui per esempio sotto gli occhi di nuovo l'edizione riguardante anche Udine, ma queste prime pagine sono comuni, insomma riguardano la regione.
Il titolo riguarda anche gli altri 2 migranti trovati morti in via Bariglari a Udine in un edificio abbandonato, e qui il titolo è questo: i 3 migranti morti tra Pordenone e Udine, dunque 3 migranti morti per riscaldarsi. Il virgolettato è questo: inerzia colpevole delle istituzioni. Centro Balducci, in questo caso, e Rete d'Asi attaccano dopo i casi di Udine e Pordenone. Porto Vecchio, questione di tempo, si afferma, e l'assessore regionale Roberti che parla invece di posti liberi nell'accoglienza. In seguito, dunque, scrive Valeria Pace, alle morti per intossicazione da monossido di 3 migranti, 2 a Udine e 1 a Pordenone, che tentavano appunto di riscaldarsi in casolari abbandonati, e in seguito anche agli incendi che per lo stesso motivo si sono sviluppati nel magazzini diroccati del Porto Vecchio di Trieste, dove vivono 160 richiedenti, stando a queste associazioni. Arriva dunque in questo caso una nota durissima da parte del Centro Balducci di Zugliano, guidato dal triestino Don Paolo Iannacone, e dalla Rete d'Asi del Friuli Venezia Giulia. Per queste realtà si tratterebbero appunto di omicidi silenziosi causati da colpevole indifferenza e inerzia delle istituzioni che delle persone abbandonate dovrebbero occuparsi, e invitano a un risveglio delle coscienze nella comunità regionale che, affermano queste realtà, rimetta al centro dell'agire pubblico la tutela dei diritti fondamentali della persona. L'assessore regionale alla sicurezza per Paolo Roberti ha replicato subito alle accuse, come si riporta in questo articolo, sottolineando che è una vergogna e una tragedia che succedano queste cose, ma che in questo momento, dice Roberti, mi risulta ci siano posti liberi nell'accoglienza sia a Trieste che nelle altre province, e che tanti vivono così perché non vogliono, stando all'assessore regionale Roberti, non vogliono entrare nel circuito dell'accoglienza e non vogliono essere rintracciati. Mentre, continua l'assessore regionale, bisogna domandarsi perché siano arrivati là quando il loro percorso lungo la rotta balcanica avrebbe dovuto interrompersi prima. Le associazioni accusano in particolare la regione, sempre impegnata in un'incessante propaganda xenofoba, le loro parole, di sperperare milioni di euro in telecamere e luci di Natale capaci di illuminare la notte come se fosse giorno, e ogni altra sorta di eventi e progetti di assai dubbia utilità, stando a loro, ma non c'è un solo euro, affermano, per interventi di emergenza umanitaria. E Roberti ancora respinge dicendo: una falsità, noi finanziamo il sociale dei comuni, stiamo lavorando per risolvere la situazione, è inutile perdersi in polemiche. Riparto per la maggioranza da lei su questo tema, consigliere Novelli. Eccomi. Allora, provo a fare un ragionamento che non sia, come dire, tacciabile di essere un ragionamento di parte. Quando ci sono delle persone che perdono la vita perché si trovano in situazioni di degrado che un paese civile non dovrebbe permettere, tutti quanti indistintamente proviamo un senso di tristezza, e forse ci sentiamo anche in parte colpevoli, ma questo è l'aspetto che però va affiancato anche a quanto ha detto l'assessore Roberti. In effetti, innanzitutto, noi da ormai molto tempo siamo una meta di passaggio di immigrati che arrivano dai paesi più lontani e che per una normativa europea dovrebbero essere accolti e fermati ed accolti nel primo paese di ingresso. Io, nel corso della mia attività politica, anche quando ero deputato, ho più volte sottolineato come i paesi confinanti, in particolare la Slovenia, anche per necessità, credo, di spazi, ecco, non abbiano fatto poi molto per far sì che questi immigrati che transitavano sul loro territorio lì fossero fermati. Quindi il problema ce lo troviamo in casa e noi abbiamo il dovere di accogliere al meglio queste persone, ma quando queste persone che arrivano
arrivano in numeri così importanti, è chiaro che il sistema deve far sì che vengano anche rapidamente distribuite su un territorio nazionale che è molto più ampio e che magari in alcune aree non ha gli stessi problemi che abbiamo noi. E questo è l'altro aspetto. Il terzo aspetto, che non è assolutamente secondario, è quello dell'accoglienza, come viene intesa da qualcuno e come viene intesa da qualcun altro. Allora, è vero che noi finanziamo in modo importante i comuni anche per cercare di dare delle risorse proprio legate all'accoglienza, ma è anche vero che una parte di queste persone che si trovano in queste condizioni disgraziate rifiutano di entrare nel sistema, e questa è una cosa certa, sicura. Allora, se noi mettiamo assieme tutto, non possiamo accettare le parole che sono state dette e quindi riportate sulla stampa, che vogliono tacciare una regione insensibile, una regione che non pensa al debole, che non pensa all'immigrato, perché non è vero, ma dobbiamo semplicemente continuare ad agire da istituzioni come stiamo agendo, cercando di ampliare il più possibile, secondo gli strumenti dati, quella che è una rotazione di queste persone, che però, ripeto, molte volte non hanno nessuna intenzione di entrare nel circuito dell'accoglienza, nessuna. E allora, se è vero, ed è vero, che esistono posti liberi perché queste persone possano nei centri di accoglienza magari trovare un giaciglio, la possibilità di farsi una doccia calda e di avere anche del cibo per potersi nutrire, gli strumenti ci sono. Non sono strumenti sufficienti per dare una risposta a tutti? Può essere che non siano sufficienti, e magari su questo ci si può lavorare, però attenzione, la Regione Friuli-Venezia Giulia sta facendo il possibile. E poi concludo, scusate, con questa cosa dell'immigrato che arriva e che è una risorsa. L'immigrato che arriva e ha delle competenze, viene in Italia per lavorare, entra nel circuito di protezione e segue un percorso per professionalizzarsi, per imparare la lingua italiana, per inserirsi in una società che è diversa dalla sua, incominciando anche ad avere abitudini diverse rispetto a quelle che ha, è aperto, è accolto a braccia aperte. Gli altri, se mi permette, parlo per me, ma parlo anche per decine di migliaia di cittadini che la pensano come me, non è che debba essere, considerata una risorsa. Consigliera Capozzi, poi preciso anche che nella nota, come viene scritto in questo articolo sul Messaggero Veneto, nella nota del Centro Balducci della rete DASI, si punta il dito anche su diverse criticità attribuite a prefetture e comuni rispetto sempre a questo tema. E comunque, nella sostanza, inerzia colpevole delle istituzioni, questo è il commento complessivo. È d'accordo, consigliera, con questa nota? Non la vedo più, l'immagine è bloccata. Vediamo se è possibile allora ripristinare l'audio e il video in maniera da poter lasciare anche il commento alla consigliera, però nel frattempo vedo che abbiamo un'altra chiamata in arrivo, allora lasciamo la parola a chi ci sta contattando. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Bene Franco. tutto quello che dice, bene quello che parlate, bene, ma noi non possiamo essere responsabili di tutto e di più. Se non vogliono essere controllati, li cacciamo via e così gli altri capiscono che non devono venire, perché 10 miliardi per l'immigrazione li sborsiamo noi, detto dalle telefonate, detto dalle televisioni. Ma cosa vogliamo ancora? Dare case, dare chiese, dare lavoro, dare tutto a loro, e noi cosa facciamo? Mi dite cosa facciamo? È inutile parlare a vanvera, è inutile parlare il passato. Cosa faremo non domani, oggi? Dopo, quando andate via voi consiglieri, eccetera, cosa fate? Cosa fate prima di mezzogiorno? Cosa fate? Grazie, mandi.
Sempre questo un po' senso di sfiducia poi sulla concretizzazione di misure per il territorio. Riparto da lei, consigliere. Ringraziamo comunque il signor Franco per averci comunque contattato per partecipare spesso anche al confronto, far sentire la sua parola. Prego, consigliere. Ma è chiaro, questo senso di sfiducia è legittimo, però è anche vero che se non ci fossero le istituzioni con all'interno le persone che compongono le istituzioni, più o meno capaci le persone, e io sono una di queste, non ci sarebbe neanche quello che c'è. Non ci sarebbe il welfare, non ci sarebbe la sicurezza così come viene comunque è presente sui nostri territori, non ci sarebbe la sanità, non ci sarebbero le risorse per le associazioni anche del terzo settore. Ad esempio nella legge finanziaria di adesso vengono messe ulteriori risorse per le associazioni del terzo settore, non ci sarebbero i centri di accoglienza, non ci sarebbe nulla. Allora, il fatto io personalmente sono per primo a dire si può fare di più e si può fare meglio, però rigetto, scusate se ve lo dico, non sono un cacciatore di voti televisivo, è ora di finirla con chi alza il telefono e ha tutte le soluzioni in tasca, perché è ora di finirla con questa storia qua. Cioè la politica ha una sua dignità e le persone che fanno politica hanno la loro dignità. Poi c'è il bravo, il meno bravo e quello che probabilmente è lì per caso. Però le istituzioni in sé non è che possano essere in ogni santo momento degradate a un gruppo di fannulloni che non fanno niente. No, assolutamente, scusa, questo lo rimarchiamo anche sempre, perché poi ognuno ha il proprio impegno, coscienza e non si può generalizzare, chiaro. Ma molto spesso, consigliere, come diceva, anche parlando anche con i sindaci, i primi cittadini, come molto spesso ci capita di fare in questo spazio, non c'è consapevolezza anche dei passaggi burocratici, a volte anche dei tempi che richiedono anche solo determinate azioni come sistemare un marciapiede, questo non per giustificare, perché le amministrazioni chiaramente sono chiamate a tutti i livelli a dare risposte il più efficacemente e velocemente possibile, però ci sono delle adempienze proprio burocratiche da effettuare che spesso anche qui comportano anche dei tempi più lunghi di quelli che possono essere percepiti dai cittadini e che molto spesso indispongono gli stessi cittadini, no? Che poi assorbono magari queste tempistiche, eventuale mancanza di impegno da parte dei politici stessi. Posso dire una cosa? Sì. Proprio a conclusione, parliamo del tema della sicurezza, che mi sembra il tema più caldo in questo momento. Ci sono tutta una serie di attività di controllo delle forze dell'ordine, dei servizi di sicurezza privati, che quando si trovano di fronte a quello che si dichiara un minore, anche se sta commettendo un reato e anche se è aggressivo nei suoi confronti, ma lo vediamo anche durante le manifestazioni, nel momento in cui si limitano ad appoggiargli una mano sulla spalla, solo una mano sulla spalla per tenerlo lontano, rischiano di trovarsi denunciate a loro volta per aggressione. Ma allora dico, è questo uno degli aspetti. E quindi questo è uno di quegli aspetti che non si risolve parlando. Ci sono delle norme, purtroppo, che sono norme che non sono di competenza regionale in questo caso, per l'amor del cielo, che dovrebbero far sì che ci sia anche la possibilità da parte di chi gestisce la nostra sicurezza giorno dopo giorno, mettendo a rischio anche la sua incolumità, di avere degli strumenti in più. Serviranno? Non serviranno? Ma io penso, da persona securitaria, che potrebbero servire, ma questo è un altro piccolo aspetto di un problema molto più ampio, di cui continueremo a parlare. Siamo quasi in chiusura, vi devo lasciare andare, ma chiaramente spazio e tempo che anche alla consigliera Capozzi per il suo commento finale, che rivediamo di nuovo mobile, ecco, non è più frizzata, diciamo così, l'immagine. Da dove ripartiamo, consigliera? Quest'ultima buona norma.
Sì, c'è ma stata capita. sicuramente un problema di connessione. Capita e non c'è problema. Voglio ripartire dall'ultimo passaggio del collega Novelli, che dice che in sostanza gli agenti sono impossibilitati a intervenire perché sono legati da norme che di fatto creano, gli impediscono appunto di intervenire in maniera efficace. Ma io voglio ricordare al collega Novelli che loro costituiscono in questo momento la maggioranza. Se ritengono che in questo momento le norme, quando c'era la vostra maggioranza, succedeva sempre, intervenire, è una questione quindi, culturale del paese, anche perché è intervenuto, perdonami, il DDL sicurezza di Salvini, che a questo punto, io lo ribadisco e continuerò a ribadirlo, non serve a niente, perché l'avete venduto come qualcosa che andava a inasprire queste e quelle altre regole, però poi lamentate voi stessi che queste regole sono ancora, le maglie sono ancora troppo larghe, non permettono agli stessi agenti di poter intervenire in maniera efficace. Per quanto riguarda invece la nota, noi cerchiamo di stringerle sempre più queste maglie, ci proviamo, no? Mentre c'è qualcuno dalla parte opposta che dice queste maglie devono essere allargate, facciamo entrare tutti, e soprattutto se un facinoroso aggredisce un poliziotto, ma avrà ragione lui, povero, perché se aggredisce il poliziotto ci saranno i motivi per cui lo fa. Ma non siamo quelli che dicono che non siamo di quelli che legittimano le aggressioni, quindi siamo seri, affrontiamo la questione in maniera seria. Allora, le lascio, consigliera, un ultimo commento rispetto al titolo che abbiamo visto sulla gestione dei migranti. Abbiamo in particolare parlato del caso dei 3 migranti morti, 2 a Udine e Pordenone per riscaldarsi, come riassunto in questo titolo, e il Centro Balducci Rete d'Asi, che in una nota fanno diverse considerazioni sulle criticità, ciò che manca ancora per quanto riguarda l'accoglienza e questa gestione di persone migranti. Si parla in questo virgolettato, riassunto così, di questa inerzia colpevole delle istituzioni. Qual è la sua reazione di fronte a questa presa di posizione di queste 2 realtà? Ma mi trovo d'accordo, perché se 3 persone muoiono per doversi riscaldare e comunque non trovano un riparo rispetto alle situazioni che si vengono a creare durante la notte, evidentemente ci sta un fallimento da parte delle istituzioni, perché vedete, non è soltanto la questione dei migranti, c'è anche una situazione che riguarda anche le persone di nazionalità italiana che comunque si trovano in difficoltà a fronteggiare a quelle che sono le dinamiche date dall'aumento dell'energia, dai costi della vita. Abbiamo una povertà crescente e quindi espone tante persone ad un disagio economico notevole. Saranno sempre di più purtroppo le persone che si ritroveranno in condizioni estreme su cui bisognerà intervenire. La povertà purtroppo anche nella nostra ricca regione costituisce un dato importante. Voglio ricordare soltanto che proprio la CGIL o comunque tutte le organizzazioni sindacali denunciavano una presenza di 147.000 persone in stato di povertà. Quindi bisogna sì intervenire in larga scala, ecco, per sostenere chiunque versi in una situazione di disagio economico e sociale. Grazie consigliera Capozzi e grazie anche al consigliere Novelli per questo ampio confronto. Vi lasciamo andare ai vostri impegni, ringraziandovi, augurandovi... Posso dire una cosa? Sì. Velocissima. Ho trovato un dato che è relativo a una città, no? La città di Torino. È emerso che dal campione delle persone che insomma sono in condizione di disagio, quelli immigrati, il 37% dichiarava di non frequentare né mense né dormitori notturni. Quindi voglio dire, quel concetto che abbiamo espresso prima, che ci sono una parte importante di queste persone che hanno bisogno di essere sicuramente aiutate, proprio rifiutano di inserirsi nel sistema. Ecco, sì, ci sono queste realtà, l'abbiamo anche noi constatato, anche tra non si può fare di italiani, anche tra gli stessi italiani per la storia personale, poi ci sono delle resistenze in alcuni ad accedere. Fa parte del ragionamento complessivo. Sì, ma non è collegato magari a un ragionamento di insieme legato alle presenze di migranti, poi alla storia personale di ciascuno, che è vero. No, c'è un disagio sociale che...
esula anche dai migranti. Però è un dato sicuramente che fa riflettere su anche come poter poi veramente riuscire a includere effettivamente anche queste persone con queste resistenze, sicuramente un aspetto che richiede ulteriori approfondimenti e ragionamenti. Grazie allora ai nostri consiglieri. Grazie. Vi saluto e concludo. Grazie a voi, buongiorno.